Cari amici di Vigata, buongiorno. Vigata, la città natale del maestro Nenè Camilleri. Buongiorno agli amici di Montelusa. In questo periodo di quarantena volevo raccontarvi una mezza paginetta tratta dal romanzo La concessione del telefono del maestro Nenè Camilleri, il quale dice che in Sicilia ogni picciolito che nasce viene rivelato all'ufficio anagrafe con nome e cognome, ma in realtà ci viene appellato un nome diverso. Per esempio, un Filippo Nuara sarà per tutti, genitori compresi, Nicola Nuara, che a sua volta verrà cangiato in Cola Nuara. Dovete capire che a questo punto abbiamo due persone, un Filippo Nuara che esiste solamente sulle carte, mentre l'altro Cola Nuara che esiste nella vita reale, la vita di tutti i giorni. Però si ci fa trovare pure un'ingiuria. Se sto piccolino, per esempio, a Pontefatto, Cazzuppia, stava a chiamare, che saccio, Colo Zoppo o Cola Ticchete e Tacchete. Si capisce però che è difficile fare compagiare il Filippo Nuara con Cola Ticchete e Tacchete. E questo è per far sì che con l'ingiuria a una persona è più difficile rintracciarla, specialmente se è allargato oppure se si deve fare trovare. Dovete sapere che in punta di morte il maestro Don Gioacchino Zarbo all'età di 95 anni venne a sapere che in realtà Iddo si chiamava Annibale Zappo. Cari amici, vi invito ancora una volta a restare a casa. Restiamo a casa e divertiamoci come possiamo. Ciao!